Allora, mettiamo posizione centrale il verde, Paolo, il verde al centro. Sì. Tenere solo in tensione per piacere, disposizioni. Sei mancino. No. No. Allora, attenzione, ci siamo. Normale, musica normale. Tutto a posto, trainer? Tutto a posto? Trainer, direzione marittima? Il tempo glielo guardiamo noi, glielo assicuro che siamo precisi. Pronti? Attenzione. 3, 2, 1. È partito! Gruppo C, prima gara del gruppo C. Il vantaggio Golfaranci, due squadre diverse, dicevamo prima, una massiccia e una più muscolare, come vedete. Squadra di Golfaranci che sta tentando uno strappo, però è uno strappo diverso, guardate, uno strappo costante, guardate, stanno tentando di... Adesso si sono fermati, forse si sono resi conto di non farcela a fare uno strappo continuo e si sono fermati per non sprecare energie. Direzione marittima, sono tutti uomini di mare naturalmente, questa è proprio una tipologia di tiro a fune che si fa sulle imbarcazioni dove non c'è tanto spazio. Golfaranci ha tentato ma lo ha annullato la direzione marittima. Dicevamo che questa composizione si fa proprio a bordo delle barche dove non c'è spazio per mettere il tiro alla fune in tira e usano proprio due pastecche come queste. È passato un minuto ed è in vantaggio Golfaranci. Attenzione dietro l'ultimo uomo, da giù in fondo c'è un vantaggio consolidato, direi, di Golfaranci. Ecco, tenta lo strappo la direzione marittima, non porta però risultati. Stiamo per avvicinarci al secondo minuto di gara. Stanno tirando entrambi adesso e guardate infatti come oscilla il canapò. Avete visto che direzione marittima tiene un uomo all'interno del campo e tutti gli altri all'esterno. Io gli ho chiesto se fosse no, ne tiene due all'esterno, due all'interno e 3 e 4, 5 all'esterno. Manca un minuto, attenzione, un minuto al terzo regolamentare e la direzione marittima non riesce a recuperare il gap. Golfaranci tenta lo strappo adesso. È tutto regolare finora, quasi statuali le posizioni di Golfaranci, sono fermi su una posizione. È importantissima la posizione della schiena naturalmente nel tiro alla fune, per cui la schiena in avanti crea uno sforzo quasi inutile. Golfaranci è in vantaggio. Quanto manca in tiro? Siamo sotto i 30 secondi, vero? Attenzione, sotto i 30 secondi, ne mancano pochi. Attenzione che sta per finire il tempo, attenzione, finito il tempo, Golfaranci